Confapi ritorna concretamente a Treviso con una sede fisica a Silea. Questa, spiegano i vertici, è la risposta all'impegno dell'associazione nei confronti delle imprese. Mira a far emergere proprio dal basso, dagli imprenditori, dalle imprese, che sono l'essenza del nostro tessuto produttivo ed economico, quelle che sono le loro esigenze, le loro aspettative, ma anche le loro competenze e le loro esperienze. L'inaugurazione della sede operativa di Silea è stata anche l'occasione per presentare il nuovo consiglio direttivo. L'obiettivo di Confapi è quello di essere nei luoghi dove si fa impresa. Vogliamo essere partecipi di questo tipo di azione, vogliamo essere partner delle aziende che hanno voglia di crescere e vogliamo essere mezzo per crescere. Con una crisi che non si può dire ancora alle spalle, con una situazione altalenante che vede settori come quello metalmeccanico e del legno arredo in crescita e altri, ad esempio l'edilizia, ancora in crisi, è necessario, spiegano, supportare chi fa impresa non solo come valore economico ma anche sociale. Attorno a un'azienda nascono e crescono le comunità, perché spesso i nostri dipendenti sono dei collaboratori, amici, parenti con i quali costruiamo l'economia ma anche la società in cui viviamo.